Si svilupparono così nuove usanze, il rito del comparativo e il rito del corteggiamento. La sera del 24 giugno, davanti al Muzzuni, da sempre si scambiano promesse di amicizia indissolubili. Si incrociano i mignolini della mano destra con quello dell'amica o dell'amico e si recita così. Benvenuta ad Alcara Lifusi. Oggi siete qui perché ad Alcara oggi si festeggia la festa del Muzzuni, che è l'evento culturale più importante che abbiamo nella nostra piccola cittadina, una storia che ormai da migliaia di anni va avanti, della quale siamo molto orgogliosi e che ogni anno attira tantissimi visitatori e turisti nel nostro piccolo centro. La festa del Muzzuni che cos'è? È un mix fra sacro e profano. In questo momento siamo nella parte dell'evento che riguarda la religiosità, quindi nel momento sacro con la festa di San Giovanni Battista. Fra poco all'imbrunire dalle 21 in poi il paese si trasformerà, tutti questi altarini che vengono allocati nei vari quartieri del paese cominceranno a prendere vita, si deporranno su di essi le brocche, quindi il Muzzuni, e da quel momento in poi tutti i gruppi di cantori che sono presenti qui ad Alcara animeranno tutte le vie del paese e si canterà, si ballerà, si mangerà e si berrà proprio per imitare quelli che erano gli antichi riti propiziatori che coincidevano col solstizio d'estate. Ecco, infatti abbiamo visto in giro per il paese ci sono questi angoli arricchiti con le pezze che è anche una caratteristica di Alcara Lifusi. Sì, è un lavoro artigianale, ci sono questi antichi telai in legno, questi laboratori in cui vengono prodotte queste pizzare e che effettivamente poi grazie a queste signore che lavorano questi tessuti vengono esportati un po' in tutto il mondo. Il Muzzuni principalmente anche le pizzare, i quartieri di Alcara vengono abbelliti balconi con questi teli che danno, ecco, un tocco diverso, colorito del nostro centro abitato. Perché dalle 21 fino all'alba Alcara diventerà veramente un luogo incantevole in cui ci si divertirà tantissimo e si potrà ammirare proprio la tipicità di questa festa che è unica, è la festa popolare più antica d'Italia nel nostro panorama nazionale. Vi aspettiamo qui ad Alcara, sarete benvenuti e buon divertimento a tutti coloro i quali stasera saranno presenti qui ad Alcara alla festa del Muzzuni. Grazie mille. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo i fiori di confetti. Con questi qua si fa il comparatico, ti puoi fare compare con mare con qualcuno. Qua c'è la filastrocca, guardi che bei colori quest'anno che abbiamo, colori bellissimi, guarda. Dai,